Va ora in onda la rassegna stampa. Perché c'è qualcuno che pensa che io ce l'abbia con i gay, le lesbiche, chi fa un'altra vita sessuale. E davvero, c'è gente che pensa che io sia omofobo. Niente di più sbagliato, perché il bello è proprio essere diversi. Ognuno di noi è diverso, ha le sue manie, i suoi gusti sessuali, ha i pro e i contro, i suoi pregi e i suoi difetti. Io ho questo difetto, non sono gay, però mi piace scherzare ogni tanto, scherzare anche su chi ha altri gusti sessuali, che si può scherzare senza bisogno di offenderli. Poi se uno si vuole offendere per forza, si offende per qualunque cosa, per qualunque cosa. Bene, questo è l'ultimo gadget che ci siamo inventati per Pontida. È una cosa che io quando l'ho vista, non l'ho inventato io, chiaramente, prendo le distanze da me stesso, anche se quello in effetti sono io. Chi ci sta guardando in radiovisione può vedere un Sammy Varin con la parrucca verde, compreso anche di occhiali verdi, chiaramente non è una foto recente, una foto di qualche anno fa. Probabilmente eravamo proprio a Pontida quando indossai una parrucca verde per far vedere quello che stava per accadere, perché noi della Lega ci vediamo sempre molto lontano. Avevo previsto tutto quanto sta avvenendo, è avvenuto e sta avvenendo tutt'oggi sull'argomento gender, sull'argomento avete capito benissimo. C'è anche un audio, fa sentire l'audio, così capite anche di chi è la colpa, perché uno potrebbe dire ma questo è megalomane, vuole farsi vedere a tutti i costi. Io non c'entro. Senti. Ciao Sammy, ti faccio vedere l'ultima mia trovata, il quadro con la figura di Sammy, con dedica, solo 6 esemplari, solo 666 vergognoso. che tu firmerai, farai la dedica, vergognoso. ti vorrai, e qua è il gadget ultimo, ti do la mia parola, cioè, penso capite? che sia l'ultimo. Capite? Non Cosa basta, devo sei fare? venuto così istinto e ce l'ho già pronto. Cioè, 6. Ciao. Allora, ci sono, ma è anche nel portafotografie, già fornito, già inserito, eccetera. Che cosa devo fare? Io ho detto mi vergogno, ma il Grimoldi, Marco Grimoldi, che è responsabile gadget di Radio Libertà, giustamente ormai l'ha fatto, e ci sarà anche questo domenica 21 settembre sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo, allo stand di Radio Libertà, perché ogni tanto si può anche scherzare, un sorriso. Se vi appendete questa cosa in cucina o ve lo mettete sul comodino, sicuramente quando vi svegliate o fate un salto, oh mamma mia chi è quello lì, oppure vi mettete a ridere, e penso che sia un buon modo di cominciare la giornata, come spero lo sia questa rassegna stampa. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli amici che hanno scelto Radio Libertà per cominciare la giornata, buongiorno a quelli che già sono sintonizzati con il nostro WhatsApp, ci stanno già scrivendo al 340 6709 659, c'è sempre roba buona da commentare, ascoltando anche i telegiornali di prima mattina. Certo, il buongiorno vi arriva da parte di Sammy Varin, una puntata, quella di oggi, giovedì 18 settembre 2025, naturalmente propedeutica al grande raduno di Pontida. Ho parlato difficile, propedeutica significa fatta apposta per, che si avvicina, che serve per parlare di Pontida, naturalmente del grande raduno della Lega del 21, e questa domenica arriveranno pullman da tutta Italia a Pontida in provincia di Bergamo per ascoltare gli interventi dei nostri politici, naturalmente Matteo Salvini, ma c'è tanta attesa per il generale Vannacci, ma anche per altre identità all'interno della Lega e non solo, perché sono attesi anche ospiti esterni, addirittura internazionali. Quindi a un evento del genere non si può non partecipare. Chiaro, noi facciamo la diretta su Radio Libertà già alle 8:30 del mattino fino al pomeriggio, ma se potete andate sul sito legaonline.it e prenotate un pullman, contattate la sezione della Lega a voi più vicina e ditegli: "Uè,
ci sono anche io, sicuramente non vi chiederanno più di 10 euro, anche se abitate in Calabria. Stiamo insieme e facciamo, speriamo davvero, buona politica. Certo, dovete venirmi a salutare allo stand di Radio Libertà. Io dalle 7:30 del mattino fino alle 4 del pomeriggio sono lì, e sono lì anche i nostri colleghi, giornalisti, animatori e soprattutto voi ascoltatori, ed è bello anche ritrovarci tra di noi. Tuffiamoci subito sui quotidiani. No, prima vediamo se è successo qualcosa nella notte, vediamo come apre il Corriere. Non è successo niente nella notte perché apre con Armani, spunta il banchiere custode dei segreti di Re Giorgio, ma naturalmente a interessarci è quello che avviene a Gaza. Purtroppo Gaza è al collasso, 4 raid all'ora sulla città, e Smotrich che dice la striscia è una miniera d'oro. Questa è una frase che campeggia su tutti i quotidiani, d'altronde è una frase molto pesante ma è veritiera, è la famosa frase che da un po' di mesi si dice per ricostruire Gaza, farci degli alberghi e fare lavorare questa gente. So che è un verbo che molti di sinistra non conoscono, ma questa gente, povera gente che vive nella striscia di Gaza, deve lavorare, e lavorare non deve significare diventare schiavi degli israeliani. È un mio punto di vista, se volete darmi dell'anti qui, anti là, non c'è nessun problema. Significa lavorare onestamente e in maniera giusta. Forse se ci costruiamo davvero quella riviera, magari riusciamo a farli lavorare, chiaramente insieme alle case popolari, eccetera, eccetera. Potrebbe essere possibile una cosa del genere? Noi l'auspichiamo. Certamente è una frase pesante. Anche su Repubblica, Gaza assedio di bombe, 50 morti, e Smotrich che dice sarà una miniera d'oro. Ci tuffiamo nei quotidiani. Oggi voglio partire però con l'economia e soprattutto quello che sta preparando il governo nella famosa manovra economica, che non è la manovra, non è, insomma, si vuole mettere giù dei paletti importanti. E quali saranno le novità per i prossimi mesi per chi, ad esempio, paga le tasse? Il Gazzettino apre e con una notizia che non campeggia su altri quotidiani se non sul Sole 24 Ore e che potrebbe essere comunque una svolta interessante. Fisco caccia ai furbetti storici. Partiamo naturalmente dal fatto che molta gente le ha denunciate le tasse, ma poi non riesce a pagarle perché magari sono anche troppe, e quindi si sta decidendo di fare questa cartolarizzazione, chiamatela come volete, insomma, gliele si fa pagare a tante rate, le rateizzazioni, togliendo molto, per cui si risparmia moltissimo, ma ci sono quelli che poi a un certo punto smettono di pagare. L'idea del governo è un piano per riscuotere i debiti degli evasori recidivi. Inoltre arriva la riforma dell'ISEE, spinta su figli e famiglia. I nodi saranno la prima casa e il quoziente. Siamo sul quotidiano Il Gazzettino, che è l'unico che la mette così in grande in apertura. Dare più strumenti all'Agenzia delle Entrate per riscuotere le tasse evase, controlli mirati sui conti correnti, e questo è già meno bello, pignoramenti verso terzi, vale a dire i creditori dell'evasore. Nel mirino soprattutto quel 77% dei soggetti che ha un debito con il fisco, i recidivi, che nei 3 anni precedenti risultano avere iscrizioni a ruolo. Una delle prime mosse è bloccare le scappatoie che permettono di dilatare nel tempo i pagamenti, in particolare le rateizzazioni. Il ministro Roccella intanto spiega la riforma dell'ISEE, spinta su figli e famiglia, i nodi prima casa e quoziente familiare. Almeno sappiamo che si sta muovendo qualcosa, già un successo. C'è solo un riquadretto sul Gazzettino, ma ne parlano anche altri quotidiani. Dovrebbe essere una buona notizia. Dal 2026 dell'anno prossimo, autostrade, pedaggi meno cari
e rimborsi per cantieri e ingorghi. Non sarebbe male, almeno dello 0,5% potrebbero calare i pedaggi. No, non ci sembra vero, ci sembra una boutade. E infatti è questo, è così, nel senso che no, non sono serio, dai. Dipende se i concessionari fanno oppure no investimenti su quella tratta. Investimenti vuol dire che non investi qualcosa, che sistemi la strada, che fai qualche opera, qualche cosa. D'estate no, cosa c'entra? Ma adesso subito mi vuole complicare la cosa. Zitto, è una buona notizia, non rovinarmela. Comunque sia, se sull'autostrada che... non riesco a essere serio. Se sull'autostrada che fate tutti i giorni non notate nessuna novità e quindi, che ne so, non rifanno l'asfalto, ci sono delle buche, delle robe che potrebbe calare il costo del tratto d'autostrada che fate, davvero. Se invece ma di sicuro si metteranno tutti quanti a rifare la strada, a mettere il nuovo cartello, eccetera. Ho fatto l'investimento e devo aumentarla, no? Va bene, lascia sta, come si dice a Milano, lascia sta. Comunque è una buona notizia, non ditemi che non ho aperto una buona notizia. Ultimamente davvero, bottigliate in testa o da altre parti del corpo. Il Sole 24 Ore, rimango sempre in argomento economico. Cosa c'ha oggi Sammy Varin che non parla di immigrati cattivi e violentatori? Ma perché voglio andare sugli argomenti davvero importanti. Il Sole 24 Ore prevede, perché se succede là, magari succede anche qua, la Fed taglia i tassi. Altri 2 in vista, riduzione di soli, 25 punti base. L'uomo di Trump chiedeva un taglio doppio, riviste a rialzo le stime del PIL, l'inflazione core 2025 resterà alta, chissà mai che si muova qualcosa comunque anche in Italia. Scendo più in basso, siamo su Sole 24 Ore, anche qui rottamazione, recidivo il 77% dei contribuenti, il governo studia il filtro, oltre il 77% dei 10 milioni di destinatari annui di cartelle e avvisi ha avuto altre iscrizioni a ruolo nei 3 anni prima, lo ricorda la commissione tecnica sulla riscossione, perciò il governo studia un filtro per i recidivi. È così. Lo sapete. Credito alle imprese, Bitonci, fondo PMI per le banche, doppia franchigia e oneri bassi. A proposito di questo, il senatore Claudio Borghi ci parlerà alle 11 di queste novità che riguardano le banche, ma io mi tuffo subito sui giornaloni, partendo dal quotidiano La Stampa, che insomma non è che l'amiamo tantissimo, siamo innamorati della Stampa, cioè la Stampa è la sorella di Repubblica e quindi tu dici vabbè adesso cos'è, ne fai una roba di famiglia? No, nel senso che sappiamo da che parte sta, però non possiamo non dire che non sia sincera. Questa mattina La Stampa apre con sanzioni a salve, a salve, non ride, non ha fatto ridere questa battuta. Sanzioni a salve per Israele. E che è la notizia principale di quest'oggi, ragazzi. Abbiamo deciso di sanzionare Israele perché sta esagerando appena, ci abbiamo messo un po' di anni per capirlo, con la striscia di Gaza, con Hamas, insomma, basta, non bisogna ucciderli così tanto. Sto scherzando naturalmente, il problema appunto che non becchi Hamas ma becchi tutto quello che ci gira intorno. La commissione tace sulle armi, Fitto diserta la riunione, a Gaza tranciati cavi di luce internet, striscia isolata dal mondo, sanzioni a salve per Israele. Cresce la tensione nelle università italiane, il rettore di Pisa dopo il blitz dei Propal, non li denuncio. Intanto però avete visto, succedono cose pazzesche anche nel nostro paese, violenze, liti anche con personaggi importanti, tra poco lo vedremo. Ursula von der Leyen ha deciso che è arrivato il momento di rispondere alle continue violazioni del diritto umanitario internazionale da parte di Israele. La Commissione europea ha messo sul tavolo un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv che prevede il congelamento di 14 milioni di fondi, la reintroduzione dei dazi su quasi 6 miliardi di prodotti israeliani, oltre a misure restrittive contro i ministri Ben Gvir e Bezalel Smotrich,
nonché i coloni violenti. I coloni violenti sono quelli che sparano sugli abitanti di Gaza perché magari non hanno pulito bene, eccetera. Sammy, non esagerare. Ok, c'è l'angioletto qua di fianco a me che mi sta parlando. Intanto voi commentate, signori, perché io tra 10 minuti leggo i vostri messaggi. 340670969. Questa è una rassegna fuori dal normale, lo diciamo per quelli che pensano a una rassegna tutta paludata. Qui niente palude. Meloni Schlein, duello totale. Da voi odio e lei pensa ai salari. Comizi paralleli a distanza per Schlein e Meloni a meno di 2 settimane dal voto nelle Marche. Si vota a fine mese nelle Marche, ma anche in Val d'Aosta, nessuno lo dice. Ognuno a cercare di motivare il proprio popolo con tanto di botta e risposta sul salario minimo. Ci vuole coraggio a parlarne oggi dopo aver governato per anni, dice Meloni da Roma, accusando la sinistra di fomentare l'odio. La destra deve vergognarsi di non aver fatto niente in 5 anni, ribatte Schlein da Pesaro. Siamo ancora in prima pagina sulla Stampa, la manovra, si ritorna su questo argomento, il muro delle banche, no a nuovi prelievi. Lo sapete che la Lega era su questo fronte d'accordissimo da qualche annetto, le banche devono dare una mano dopo tutti i soldini che hanno guadagnato. No, avete capito? Hanno detto di no perché ci sono i soliti accordi, ci sono quegli accordi e bisogna rispettare gli accordi. Ne parliamo tra pochissimo, naturalmente. Questi sono soltanto alcuni segnali di fumo che voglio lanciarvi dalle prime pagine. Mi sposto dal quotidiano La Stampa, che comunque esploreremo più avanti, e andiamo su Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Sfollati e sanzioni, signori, sfollati e sanzioni. Vi piace come titolo? È tutto vero, naturalmente, e tranne le sanzioni che abbiamo detto, però è già un successo, rispetto al nulla che c'era prima è già un successo, e su questo siamo tutti d'accordo che Israele sta esagerando. Basta che non ci facciano ingurgitare la Gaza Cola. Quando ci sarà l'obbligo, quando io vado all'Esselunga, l'obbligo, io entro e mi danno in mano una Gaza Cola, comincio a preoccuparmi. Sfollati e sanzioni. Israele prosegue i raid di terra a Gaza City ed è anche guerra di cifre sui civili in fuga. La Commissione europea vara un doppio pacchetto, ora il test del voto degli Stati membri. Non ve l'ho detto, ci sono anche gli Stati membri che devono votare, per cui su alcune cose sì, va bene, su altre non saremo mai d'accordo. State tranquilli, non è bello, ma è così. Fine vita. La Sardegna vota divisa la sua legge, adesso ce l'ha anche la Sardegna, oltre alla Toscana, chiaramente entrambe di centro-sinistra. Dopo la Toscana in febbraio, ieri anche la Sardegna ha approvato una sua legge regionale sul suicidio assistito, in attesa di una normativa nazionale. Si registra dunque una nuova fuga in avanti a livello regionale sulla scia della libera interpretazione che l'associazione Luca Coscioni dà del pronunciamento della Corte Costituzionale che chiedeva una legge al Parlamento ma che non ha abrogato il reato di aiuto al suicidio. Il voto in Consiglio regionale è andato oltre le logiche di partito e di coalizione, con astensioni, voti in senso opposto rispetto agli schieramenti, una divisione che pesa in una regione dove oggi meno del 5% della popolazione ha accesso alle cure palliative. I vescovi sardi esprimono il loro dissenso, che nasce dalla certezza che la vita va sempre difesa. La dignità, aggiungono, non finisce con la malattia, si tratta di non smarrire l'umanità. L'arcivescovo di Cagliari Baturi, segretario generale della CEI, esprime rammarico ricordando che c'è bisogno di garantire cure anche quando non c'è guarigione. Questo sul quotidiano Avvenire. Che molliamo per andare sul quotidiano? Sai che sono un po' indeciso, Vediamo un po' chi lo mette in prima pagina. Chi lo mette in prima pagina? Chi mette chi, tu dici? Con chi ce l'hai, Sammy Varin? Dove vuoi arrivare? Dove ci vuoi portare? Sto girando e non lo vedo tanto in prima pagina, anche però c'è un bel servizione all'interno che a me piace, anche se
ho sempre pensato che fosse assolutamente di sinistra, fin dai tempi quando fece le famose canzoni bonsai, che mi ricordo mi arrivarono, ai tempi lavoravo, forse era Radio Kiss Kiss Italia o già era Radio Italia anni 60, non ricordo bene, mi arrivò questo CD delle canzoni bonsai di un certo Enzo Iacchetti, abbastanza disperato perché non lo cagava nessuno nonostante fosse di sinistra, e questo è grave, e poi abbiamo, ricordiamo che fine ha fatto, è stato preso a condurre Striscia con Greggio e quindi è stato salvato tra virgolette, sto scherzando, è bravissimo, in gambissima e tutto quanto, peccato che sia di sinistra. Tu dici, ma tutti devono essere di sinistra, altrimenti non arrivano dove sono arrivati. Andiamo sul Giornale, titolo principale: ecco la rete islamista che muove la flotilla. Dietro i Propal, uomini e gruppi vicini ai fratelli musulmani, a Hamas e alla Jihad. Oh oh! Gli avete dato anche voi qualcosa agli amici Propal della flotilla? La flotilla che punta a Gaza con l'impossibile obiettivo di rompere via mare l'assedio israeliano, ma poi arrivano lì e non c'è più niente. Che cacchio arrivate lì a fare? Cioè un po' ci avete messo? Tranquilli, adesso Lucano ci porta il Papa, vi dico una cosa che non sapete. Silenzio. È infiltrata ai massimi livelli da personaggi vicini ad Hamas, Jihad islamica, fratellanza musulmana, ma non ci dici niente di nuovo, Giornale, lo sapevamo, chiaro, quelli di sinistra non lo sanno, ma il problema è che non comprano il Giornale. Eccolo qua, show in TV a carta bianca, già fatto capolino in questi giorni su internet, ma i giornali ancora nicchiavano perché comunque è un pezzo grosso, e dal punto di vista artistico è tanta roba. Minacce all'israeliano, Iacchetti idolo a sinistra. Enzo Iacchetti è diventato l'idolo della sinistra filo-palestinese. È bastato che l'attore e presentatore insultasse e minacciasse in diretta TV a carta bianca Eizal Mizrahi, presidente degli Amici di Israele. E c'è andato giù pesante, signori, c'è andato giù pesante. E allora, visto che non sapevate questa cosa, andiamo all'interno del quotidiano Il Giornale e vediamo che cosa sta succedendo. Queste proteste che sono state poi ulteriormente amplificate dopo che è stato ammazzato Kirk, sì, perché c'è sempre il fatto che non puoi parlare se dici cose che non piacciono alla sinistra. E allora, pagina 6, scenari politici, l'Italia dell'odio. Pisa, 20 gli identificati, Bernini contestata a Roma. Senato accademico solidale con il prof aggredito, una docente, clima colpa anche del rettore. Gli antagonisti, fermiamo l'Italia. Editoriale di Fiamma Nierestein, fuoco e fiamma, assalti a scuola e violenze diffuse, siamo ai pogrom. Ma soprattutto, come vi dicevo, Enzo Iacchetti. Su Rete 4 lo scontro tra il comico Enzo Iacchetti e il presidente degli Amici di Israele, andato in onda durante la puntata di È sempre carta bianca, il programma di approfondimento condotto dalla Berlinguer in prima serata su Rete 4. Il comico ha insultato Mizrahi e anche l'ha minacciato di colpirlo con un pugno dopo essere stato definito fascista. E chiaramente tutto questo lo trovate in rete, ma se fate i bravi magari più tardi ve lo trasmettiamo. A Milano i docenti contro l'embargo anti-Tel Aviv, non si usano gli atenei per rappresaglie, le voci contrarie a interrompere i rapporti accademici. Paginone a pagina 6 del quotidiano Il Giornale, ma soprattutto appunto vi ha colpito e ci ha colpito questa cosa di Iacchetti, che ha parlato in maniera molto molto violenta. Iacchetti diventa l'idolo dei Propal per le minacce in TV all'amico di Israele. Il comico in TV si infuria e insulta un ospite, ma inanella una serie di errori e fake. Vi leggo qualche riga, ma l'articolo di Francesco Maria Del Vigo a pagina 7 del Giornale è assolutamente da
trovare. La sinistra pro-palla ha finalmente trovato il suo leader. Non sappiamo quanto durerà, che gli innamoramenti progressivi sono sempre fuggitivi, ma finalmente abbiamo nome e cognome: Enzo Iacchetti, vulgo Enzino o Sciure Enzino, comico, celeberrimo conduttore di Striscia la Notizia, ex giovanissimo consigliere comunale comunista innamorato di Berlinguer Enrico, poi recentemente sedotto dal Movimento 5 Stelle. 2 giorni fa tornato al primo amore rosso alla corte di Berlinguer Bianca. Rewind, martedì sera il comico in veste di commentatore di politica internazionale ospite a Carta Bianca su Rete 4. Insieme a lui Eyal Mizai, presidente degli Amici di Israele, e l'immarcescibile Mauro Corona, che è il momento che io di solito non guardo, perché veramente vedere questi che fanno picci tra di loro, va bene 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, ma poi basta. Ma a quanto pare è una roba che frutta in business e quindi Berlusconi li vuole. Il tema ovviamente è la guerra in Medio Oriente. Mizari, ovviamente, essendo amico di Israele, sempre ovviamente, difende le posizioni di Tel Aviv. Iacchetti, essendo di sinistra, ovviamente ancora attacca Netanyahu. Insomma, il solito copione, si potrebbe dire. E invece no, perché questa volta c'è un innalzamento del livello dello scontro a livelli quasi fisici. Florilegio minimo del teleassalto di Iacchetti e delle varie fake news propalate. Non dica ste stronzate sul numero delle vittime dall'inizio del conflitto. E anche qui, ragazzi, io non lo so se poi vi guardate in giro, sono numeri forniti da Hamas. E dico punto. Bianca, me lo dovevi dire che c'era una persona senza ragionamento, altrimenti me ne vado o se ne va lui. Lezione di democrazia, rovescio numero 1. Ve ne fottete della comunità internazionale, Israele ha sempre aggredito. Falso, non risulta che Tel Aviv abbia iniziato guerre dal 48, fatta parziale eccezione per l'operazione difensiva dei 6 giorni del 67. Sono secoli che Israele è nato nel 48, nemmeno 80 anni fa. Non è una guerra, c'è un solo esercito, quello di Israele. Peccato che Hamas conti decine di migliaia di miliziani armati fino ai denti dall'Iran e da altre forze islamiste. E poi, in un arrestabile climax ascendente, la rissa e le minacce. Tu non conosci niente, non conosci la storia, sei qui e fai una figura di merda, dice Iacchetti rivolto all'ambasciatore, al responsabile, rivolto a Mizrazi, rizza che degenera, quando Mizari chiede al comico, che lo incalza sulle morti di minorenni, di definire cosa significa bambino. Iacchetti esplode. Io non voglio parlare con lui, non mi chiamare più quando c'è un contraddittorio, perché in questa guerra non ci deve essere un contraddittorio. Lezione di democrazia, rovescio numero 2, che poi se non accetti il contraddittorio non vai in un talk show e non fai monologhi a teatro. Mizari rilancia con una deduzione tanto provocatoria quanto banale: lei è un fascista. La reazione è degna di una rissa di periferia. Stronzo, vengo giù e ti prendo a pugni, so che sei qua sotto. Fine dello spettacolo osceno, l'inizio della beatificazione di Enzino Iacchetti, nuovo leader del fronte anti-Israele. Un filmato che è diventato e sta diventando ancora virale sui social. Pagina 7 del giornale, ma questa cosa la trovicchiate anche su altri giornaloni, un po' più in basso, qualcuno l'ha messa addirittura in prima pagina, la promessa del Dem, del Pidino a Genova. Che cosa ha detto il Pidino a Fratelli d'Italia? Vi appendiamo a testa in giù. E vai, l'ultimo caso di sgrammaticature politicamente violente arriva dalla Liguria. Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta, ha gridato dai banchi della maggioranza del comune di Genova PD, il consigliere del Partito Democratico Claudio Chiarotti, rivolgendosi a una collega di Fratelli d'Italia, Alessandra Bianchi. E poi sono arrivate le scuse, ho esagerato, no, non ci sono fascisti in questo consiglio comunale, eccetera. Ma naturalmente
che figura di merda, ma per loro non è una figura di merda, per loro è una cosa bella, bella, abbiamo fatto bene, ah no, ma non bisognava fare una cosa del genere, prendo le distanze, anche chiaramente il sindaco di Genova ha preso tantissime distanze, anche noi prendiamo le distanze, ma mancano 30 secondi alle ore 8 e allora cosa facciamo? Ci fermiamo perché ogni mezz'ora Sammy Varin fa una pausa musicale con un artista sconosciuto, non come Iacchetti, assolutamente no, ma di grande qualità e soprattutto non dice parolacce, anche perché lui sta zitto. È un pianista, si chiama Sam Giacomozzi e oggi ci fa sentire una bellissima interpretazione di Tutto quello che è un uomo. Beh, è chiaro che sentirla cantare è tutta un'altra cosa, però sentirla a quest'ora del mattino, mentre uno è ancora un po' addormentato, mentre sei lì in coda, in auto, verso Milano. Buongiorno da Sammy Varin, grazie per averci scelto, grazie a voi anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Mamma mia, quanta gente che mi guarda ogni giorno. Non posso che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento sul Sacro Pratone di Pontida. E ricordate, questo 21 settembre siamo lì allo stand di Radio Libertà in mezzo ad altre decine di stand della Lega e non soltanto, dalle 7:30 del mattino alle 4 del pomeriggio. Vi aspettiamo per prendere su qualche ricordino della nostra radio e darci una mano con 5 euro, ti pare? O per la cronaca, anche sabato c'è Pontida, noi non ci siamo, non ci sono i gazebo, ma anche il sabato 20 e c'è Matteo Salvini, c'è il generale Vannacci, ci sono i big della Lega con i giovani o diversamente giovani, mi raccomando. Leggiamo un po' di WhatsApp, vediamo chi ci sta scrivendo al 34067096659, vediamo il tenore di quelli che scrivono, in poche parole, di che umore siete.
Salve, in merito alla trasmissione di ieri che aveva come argomento il fattore islamico in Europa, credo che l'Italia, l'Austria, l'Ungheria e altri paesi dell'Est Europa facenti parte dell'Unione Europea dovranno essere l'argine politico, democratico e anche duro contro questa invasione subdola che sta avvenendo anche e soprattutto con la collaborazione di soggetti politici, imprenditori e sinistroidi, fabiani e stalinisti, non patrioti europei, ci scrive qualcuno. Ancora, Israele esiste dal 48, da quella data i suoi abitanti, ebrei soprattutto, hanno trasformato il deserto in un giardino. Sharon ha obbligato i coloni ebrei a lasciare la striscia di Gaza per lasciarla ai palestinesi, ma questi, grazie ad Hamas, l'hanno trasformata in una centrale di terrorismo. Adesso l'esercito di Israele sta liberando Gaza da Hamas e sta facendo il lavoro sporco per tutti noi. E questo è un parere rispettabile, ma è un parere. Mi piacerebbe sapere chi ha le capacità di negoziazione in grado di risolvere l'odio millenario che esiste tra palestinesi ed ebrei, ci scrive invece Marco. Un applauso a Matteo Salvini per la sua fermezza contro la valanga di fango che la sinistra non perde occasione per gettargli addosso, e lo vediamo, tra poco arriva il fango, perché anche oggi si parla, non è che gli avanzavano delle pagine, ma io sono contento, ribadisco e discoriba perché si avvicina Pontida e un giorno se la prendono con Vannacci, un giorno se la prendono con Salvini, va bene, tutti a Pontida questa domenica 21 settembre o tutti a seguire Pontida. Giornali, telegiornali, Radio Libertà, naturalmente saremo in diretta. Buongiorno Sammy, sapendo che sei un estimatore di Rizzo, Rizzo è il mio omologo pelato, volevo segnalarti come un esponente importante, Francesco Toscano, del suo partito DSP, continua ad attaccare la Lega, Salvini e Vannacci sul canale YouTube Visione TV. Questa di 2 giorni fa durante la lettura dei giornali. Vabbè, sentiamoci, mancherebbe, però guarda che anche comunque Rizzo, che io amo tantissimo, lo sapete, di sinistra, ma non è più di sinistra, va ai comizi con Vannacci, però giustamente poi la ciliegina, quando non c'è Vannacci, la tira fuori e pam, l'ammazzatina ai populisti della Lega. Sentiamo cosa dice questo tale Francesco Toscano del partito di Rizzo per attaccare la Lega. Sentiamo. Ucraina, Mosca alza la tensione, dice la NATO è già in guerra, l'allarme di Crosetto, l'Italia non è pronta a difendersi dai russi, dice, ma Salvini, altre sono le priorità. Non fidatevi di Salvini, fate attenzione perché, come ho più volte cercato di spiegarvi, il potere vive di compromissione, vive di false flag, vive di imbrogli, vive di mistificazione, vive di infiltrazione. È molto più pericoloso del nemico a viso aperto, che tu puoi riconoscere, che tu puoi combattere fieramente, è l'infiltrato nel campo dei resistenti. Non ci vuole un mago per capire che Pina Picerno, Carlo Calenda, Matteo Renzi, che è l'amico della dinastia saudita, quella che ha fatto a pezzi c'è il moccolo che scende dal naso, nemici ontologici, cioè sono persone che hanno una forma mentis precisa, sono al fianco convintamente del neonazismo ucraino, sono nemici di classe perché vogliono favorire soltanto gli interessi dei ricchi, dei finanzieri, in danno delle classi lavoratrici, sono nemici della patria perché svendono l'interesse nazionale alle oligarchie globaliste sovranazionali, sono a favore del neonazismo ucraino, sono a favore del genocidio di Israele, quindi chi sono loro è facile capirlo. Più complicato invece è capire chi sono Salvini e Vannacci, cioè un partito che apparentemente dice cose corrette e quindi riesce a calamitare l'attenzione dei più distratti, ma poi nei fatti è organico ad una maggioranza di governo, quella guidata dal governo Meloni, che fiancheggia Israele mentre completa il genocidio, e lo rivendica anche Salvini, ma continua a inviare armi ai nazisti ucraini per uccidere i russi, eppure Salvini a parole dice di volere la distensione con Mosca. Quindi fate attenzione a questi infiltrati che sono più pericolosi. E noi ringraziamo Francesco Toscano del partito di Rizzo DSP, noi amiamo Rizzo, ma amiamo anche questo Toscano che c'è un po' di raffreddore.
Cosa succede? Ci mancherebbe, siete un po' tutti infiltrati, certamente, e peccato che la Lega sia di questo parere. Basta con queste armi, basta con queste guerre. Si è fatta sentire molto spesso e volentieri su questo fronte. Certo, tu dici, se fai di più e qualcuno ti indica la strada, prego, quella è la strada per uscire dal governo. E che fareste voi? 340 6709 659. Aspetto i vostri messaggi, ma mi rituffo sui quotidiani, ragazzi, perché c'è da ridere se non da piangere. Andiamo sul Corriere. Gaza, l'Europa sanziona Israele, basta orrore. Ma c'è anche la Fed che taglia i tassi solo dello 0,25%, il no dei banchieri vicino a Donald. Di spalla Trump a Londra, accoglienza show, i duetti con Carlo. Marche, la sfida Meloni-Schlein per i voti centristi, e la brutta cronaca con Milano picchiata dal compagno magnate iraniano. La vittima è un'avvocata. Botte e insulti alla compagna, nota avvocata di Milano. Per questo è stato messo agli arresti domiciliari un magnate iraniano di 52 anni con problemi di alcol. Le violenze sarebbero iniziate alcuni anni fa. Ci sono altri purtroppo episodi di violenza, tentativi di violenza sessuale, tra poco li vedremo. Andiamo all'interno del Corriere. Le sanzioni dell'Unione Europea a Israele, dazi e misure contro 2 ministri cattivi, aggiungo io. Il titolare degli esteri israeliano Saar, dall'Europa perversioni morali e politiche. E l'incognita Germania, perché naturalmente non saremo mai tutti d'accordo su queste sanzioni. I nodi e le conseguenze, ad esempio, voto, il doppio criterio, serve la maggioranza oppure l'unanimità. La proposta della Commissione europea di sospendere alcune disposizioni commerciali dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele richiede il via libera da parte degli Stati membri a maggioranza qualificata. Servono a favore 15 paesi che rappresentano almeno il 65% della popolazione europea, mentre le sanzioni nei confronti dei coloni violenti e dei ministri estremisti richiedono l'unanimità da parte dei 27. Finora gli Stati non hanno mai trovato i numeri necessari per tradurre in pratica la denuncia unanime della situazione umanitaria insostenibile a Gaza. Le sanzioni ai coloni violenti sono bloccate da un anno per il no dell'Ungheria. I paesi che continuano a difendere Israele oltre a Budapest sono Germania, Italia, Austria, Repubblica Ceca e Bulgaria, che formano una minoranza di blocco. Ieri Roma ha preso nota delle proposte durante la riunione degli ambasciatori e staremo a vedere. Il Parlamento è gnignero. Tutto questo sul quotidiano Il Corriere, che parla anche certo delle conseguenze, la fine del libero scambio, tornano le tariffe, il conto per l'Unione e per lo Stato ebraico, ma non cambia nulla su cooperazione militare ed armi. Te capì? Siamo all'interno del quotidiano Il Corriere e anche qui Meloni, c'è un business dell'odio. La Premier, condanniamo l'occupazione a Gaza, ma i terroristi hanno scatenato tutto. Schlein, basta crimini. Ed eccolo qui anche sul Corrierone, il caso a Rete 4, Iacchetti sbotta contro il presidente degli Amici di Israele, ti prendo a pugni. E penso che questo sarà il nuovo diktat, ti prendo a pugni della sinistra verso la destra, ma certo, ma loro sono così, se non gli piace quello che dici ti picchiano, spaccano, sono così, come gli immigrati che non sono abituati a vivere in maniera normale, loro hanno sempre il macete in tasca. Il problema è che per difenderci anche noi adesso dobbiamo andare in giro col coltello in tasca, capisci? È una roba insopportabile, veramente. A Genova vi abbiamo già appeso, scoppia la bufera sul consigliere PD, ragazzi, è incredibile, mi prostro al quotidiano Il Corriere che dedica un paginone alle violenze di sinistra, ma quando vi ricapita comprate Il Corriere, signori. La sindaca Silvia Salis, l'altra Salis, si è subito dissociata, chiaramente. La Salis 1 secondo me sarebbe d'accordo, no, quello querela,
l'autore si è scusato, tutti sono scusati, saranno anche inginocchiati, ma la polemica scatenata da una frase del consigliere comunale del PD, Claudio Chiarotti, a Genova, ha detto: vi abbiamo già peso per i piedi una volta, è destinata a durare. L'evocazione di Piazzale Loreto ha fatto diventare l'aula del Consiglio Comunale di Genova una bolgia, tra proteste e urla di indignazione. Quanto è accaduto è di una gravità inaudita e non può essere minimizzato, hanno scritto in una nota congiunta i rappresentanti del centrodestra. Parole simili sono incompatibili con il ruolo istituzionale di chi le ha pronunciate, un'offesa a tutta la città. Ma è chiaro. La bagarre è scoppiata quando la maggioranza ha respinto la richiesta delle opposizioni di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. La risposta è arrivata con l'esposizione di cartelli con la scritta "Provami che ho torto", che è lo slogan di Kirk. Da qui ne è nato un battibecco tra Chiarotti e la capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi. Mi fermo, ma l'articolo prosegue: provami che ho torto, non ditele queste cose al vostro vicino di casa Piddino che vi dà fuoco alla porta. C'è Salvini, l'ambasciatore russo, il caso del saluto, oh ragazzi, paginoni sui quotidiani di sinistra, ma non soltanto, oggi qui siamo sul Corriere, il Corriere mica di sinistra. Salvini ha abbracciato addirittura, qualcuno dice, o semplicemente ha dato la mano all'ambasciatore russo, ma c'erano anche esponenti di altre parti politiche, chissà se gli hanno dato la mano a questo ambasciatore, ma si prende la scossa a dargli la mano, Lui dice, Salvini dice: ho ricambiato l'abbraccio alla festa cinese, ira delle opposizioni, vergogna, e la russa dice: è stato educato. Quale sarebbe il problema? I leghisti simulano la caduta dalle nuvole. Il saluto di Matteo Salvini all'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, durante il ricevimento all'ambasciata cinese per il 76esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese, è perfettamente normale. Avrebbe dovuto prenderlo per il bavero? Semmai salviniani si chiedono chi abbia maliziosamente sottolineato il saluto all'ambasciata. Erano presenti diversi parlamentari, sia di Fratelli d'Italia che del PD. C'era Massimo D'Alema, tornato dalla Cina, ma su D'Alema c'è il velo pietoso del PD, il presidente della Commissione Esteri della Camera Giulio Tremonti. E vabbè, qua mi fermo, ragazzi. L'articolo a pagina 6 del quotidiano Il Corriere è semiserio, ma vi assicuro che c'è di peggio. E vi porterò anche al peggio, perché questa è una rassegna stampa che vi fa capire che cosa pensano di noi che non votiamo PD. Poi lo so che tra voi ascoltatori ci sono tanti di sinistra e soprattutto tanti delusi da questa sinistra. Ancora sul Corriere, von der Leyen rassicura Trump: più veloce lo stop al petrolio russo. Ma soprattutto, signori, tanto per stare tranquilli, oggi il Corriere intervista il generale ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa italiana, Camporini. Secondo voi cosa dice Camporini? Mancano uomini e mezzi ed è ottimistico pensare che non saremo attaccati. Chi è? Camporini: Italia in difficoltà, vale per tutta l'Europa. Abbiamo 95.000 soldati e di questi potremo schierarne al fronte 15-20.000 per volta. I britannici ne hanno 70.000 e i russi 600.000. Se leggete questa intervista ve la fate sotto, nel senso che iniziate a avere appena sentito un rumore: è un drone russo, è un carro armato russo, senza pensare che invece qui in Italia qualche problemino ce l'abbiamo e se mandate vostra figlia a scuola da sola. A me viene paura anche per questo, ma guarda un po', ma guarda Sammy Varin che ha più paura dell'immigrato in perenne emergenza sessuale che dei droni russi. Meloni attacca i rivali, non ne azzeccano una. Noi, uniti da 30 anni. Schlein lancia la sfida su sanità e salari, vinceremo insieme. Paginone a pagina 12 del Corriere, ma anche su tutti i quotidiani, perché ieri c'erano i big nelle Marche, visto che
si vota. Ah, c'è un cantante indipendente, no, non tanto, nei 5 Stelle che ha un nuovo brano, si chiama Cardigan, ok? Non la canzone ma lui, è una faccia simpatica, sì, e comunque non lo passerò, sappiatelo. Giro la pagina e si parla delle violenze e soprattutto di chi è vittima delle violenze e non ce la fa più. Paolo suicida a 14 anni per i bulli, la paura dei compagni di scuola, ma cosa abbiamo combinato? La Tina, la mamma, ho una chat con una prof che fa spavento. Si riprende quindi il triste argomento di questo ragazzo, 14 anni, che si è tolto la vita giovedì scorso nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano nel sud della provincia di Latina, poiché vittima di bullismo a scuola. L'unico della classe che si è fatto avanti è Andrea, 14 anni, di Minturno. Domenica mattina, durante il funerale di Paolino, suicida la sera prima di rientrare a scuola, ha preso coraggio e, accompagnato dai suoi genitori, si è avvicinato timidamente al primo banco del santuario dove sedevano mamma Simonetta e papà Giuseppe. Loro l'hanno guardato, non se l'aspettavano. È passato qualche secondo di puro imbarazzo, poi lui li ha abbracciati piangendo. Mi dispiace tanto, ha detto, porgendo loro le condoglianze. E così hanno fatto anche i suoi genitori, testimoniando l'affetto sincero che provavano per Paolino. Andrea voleva bene al nostro figlio, racconta Giuseppe, lui non è tra quelli che lo trattavano male, ci ha fatto piacere vederlo in chiesa, ma gli altri dove erano? Io non li ho visti. Chiaro, compagni che lo prendevano in giro perché aveva i capelli a caschetto, che non mi sembra che sia una roba così terribile, noi boomer forse non capiamo, ma capelli a caschetto, boh, suonava la chitarra, andava a pescare. Bisogna capire, e certo avete visto che è stata mandata l'ispezione, capire che cosa succedeva in quella scuola e come la pensavano, soprattutto i professori, perché ai ragazzi togliamo i telefonini, ma forse anche un'occhiata ai professori ogni tanto bisogna darla. Dove andiamo? Su quale quotidiano? Oggi vi regalo il quotidiano, dai, dove vado? No, su Repubblica, no, ci vado dopo. La Verità, dove sta La Verità? Lo sapevo io. Quando voglio un giornale non c'è, ma che roba, vabbè, ci vado dopo sulla Verità, perdonatemi, è sempre così, ti affidi ai computer, brutta cosa. Vado sul Libero, che comunque è bello potente anche lui. Hanno perso la testa, compagni che sbroccano, titola oggi il quotidiano di Mario Secchi. Consigliere PD minaccia collega di Fratelli d'Italia. Vi abbiamo già appesi una volta. Enzo Iacchetti all'israeliano che osa contraddirlo. Stronzo, ti prendo a pugni. Professore ebreo sospeso perché parla bene del suo passato nell'esercito. Questi i titoli in apertura di Libero. Ma subito sotto, i volontari che si ritirano dalla missione verso Gaza. Ragazzi, sulla flotilla si litiga. Troppo stress a bordo delle barche. Marinaretti Propal in fuga dalla flotilla. In centropagina su Libero, il centrodestra unito ad Ancona, l'urlo di Meloni, noi più forti del business dell'odio. Di spalla, la notizia occultata, blitz in Ateneo, se fosse stata la destra, scrive Daniele Capezzone. Poi Antonio Socci sulla lezione di Kirk, il filo rosso tra woke, Islam e marxismo. Attenzione, riprenderemo queste argomentazioni anche dal palco di Pontida questa domenica 21 settembre. Avete sentito che è stato stravolto il programma della Pontida della Lega proprio per quello che è successo in America. La sorpresa, sono rimasti sorpresi anche i giornalisti di Libero e ci cascano, però comunque la notizia ci sta. Sorpresa, calano i prezzi delle autostrade. A partire da gennaio previsti anche rimborsi per i rallentamenti, ragazzi. Ma che pacchia! Quasi non ci credo e infatti non credeteci. Vado dentro, all'interno di Libero. I Propal chiedono la testa del professore ebreo e il Politecnico esegue. Vergogna a Torino. Cambiare rotta, blocca una lezione di Pini Zorea accusandolo di genocidio. Lui si difende.
IDF, l'esercito più pulito, e il rettore cancella il suo corso. Prof della statale contro la mozione per Gaza, assurda. L'Ateneo milanese si schiera con la Palestina. E poi, certo, un bel paginone su Iacchetti e una bella pubblicità. Chissà se tornerà a Striscia. Ah, ma non c'è più Striscia. Iacchetti all'israeliano in TV. Scendo e ti prendo a pugni. Pagina 5. È per quello forse che osano così tanto con Iacchetti, ragazzi. La scenata pro-Palestina. Scendo e ti prendo a pugni, ha detto Iacchetti. E non avrebbe detto, l'ha detto proprio. Cercate sui social. Alla trasmissione sempre carta bianca su Rete 4, il comico si infuria con il presidente della Federazione Amici di Israele su Gaza. Fascista a me? Vergognati, stronzo. Francesco Storace. Una gustosa paginona anche con le immagini di Iacchetti che si arrabbia, si incazza ma proprio, e non l'avevamo mai visto un Iacchetti così arrabbiato, e ci fa sempre così ridere, è vero? E invece, troppo stress a bordo, la flotilla perde i volontari, oh mamma mia, l'inviato del manifesto svela altre tensioni a bordo, l'influencer Omar va via, ancora nessuna notizia chiara sull'utilizzo dei finanziamenti raccolti, insomma, gli italiani ancora fermi a Portopalo, non è che vada proprio da Dio questa flotilla, sono stati mesi molto complessi dove il carico emotivo, decisionale è molto pesante, ed è normale che ci siano persone che hanno deciso di andarsene e altre di aggiungersi. Se volete da leggere questo articolo di Antonio Castro a pagina 6 di Libero, che svela insomma tensioni, problemini, magari ci sarà anche qualcuno che ha un po' di mal di mare e se ne vanno dalla flotilla. Nella pagina successiva, pagina 8, manovre della Salis per salvarsi. Salis 1 è quella che querela. Non votate per processarmi. L'eurodeputata di AVS, lo sapete, rischia il carcere. Martedì prossimo la Commissione giuridica europea potrebbe dare l'ok alla revoca dell'immunità parlamentare. A quel punto deciderà a maggioranza l'Aula. Ilaria, farsa, è una farsa orchestrata da un governo fascista. Ma una buona notizia in questa valle di lacrime c'è, e come non essere d'accordo con Lucano, ragazzi? Lucano, io ti amo. Mimmo Lucano vuole portare il Papa a Gaza. Adesso che Gaza non c'è più niente, tutto spianato, arriva il Papa a Gaza. Però che cosa vi dicevo io mesi fa? Lucano ci mette un po', ma poi ci arriva. Il sindaco decaduto di Riace, europarlamentare della sinistra, vuole portare il Papa a Gaza. Guarda che io lo dicevo, è l'unica soluzione per far smettere i combattimenti. Mettiamoci lì il Papa. Riecco Mimmo Lucano, sindaco decaduto di Riace, condannato a 18 mesi per falsità materiale ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, e fresco di esclusione dalle liste per le regionali in Calabria, dove avrebbe voluto correre per prendere un nuovo incarico. Sì, uno non gli basta, ma è stato subito appiedato dal TAR in base alla legge Severino. Rieccolo, dicevamo, Mimmo vuole fare da ufficiale di collegamento col Vaticano. Lancio un appello rivolto ai parlamentari del gruppo del Left di cui faccio parte per costituire una delegazione, la più partecipata possibile, per andare a Roma alla Santa Sede e chiedere al Papa di venire assieme a noi in Palestina per fermare il massacro. Un sogno disperato e ribelle, ma non abbiamo tante altre alternative. Poi Lucano spiega: da Riace, paese gemellato con Gaza, in tutti questi anni abbiamo dato un contributo per tentare di trasformare il dolore in speranza. Le parole da sole non bastano, è necessario andare a Gaza, prendere parte, testimoniare contro gli orrori della guerra, dello sterminio, del genocidio di un popolo inerme. Sarà Mimmo Lucano a portare la pace in Medio Oriente. Ragazzi,
Nobel, glielo soffia Trump e se lo becca Lucano, guardate che Mago Varin poi ci azzecca, attenzione, giro che è meglio, se no mi aspettate fuori, liste PD nelle regioni, Schlein fa fuori la minoranza interna e attenzione perché se non bastasse, lo sapete, c'è anche di scorta la mini Schlein, la Schlein dei giovani. Più che sconfiggere la destra alle urne, la preoccupazione della leader è quella di prendersi una rivincita nel partito, pure con deroghe al tetto dei 2 mandati per i fedelissimi, Lo scrive Pietro Senaldi oggi sul Libero. E poi c'è Ricci, se vinciamo riconosciamo lo Stato di Palestina. Ragazzi, il motivo per cui nelle Marche dovete votare PD. A Pesaro la manifestazione a sostegno del candidato governatore, anche la segretaria PD a comizio, non ce ne facciamo nulla di una premier che non tutela le donne di questo paese. Fate vincere il PD nelle Marche, così riconoscono lo Stato di Palestina. Nell'altra pagina la Meloni, più forti del business dell'odio, il centrodestra sul palco delle Marche, Giorgia, la sinistra non ne azzecca una. Salvini, la morte di Kirk li faccia riflettere. Tajani, noi portatori di libertà. Anche qui paginone sulle elezioni nelle Marche. Nessuno che si ricorda che si vota nello stesso giorno anche in Valle d'Aosta. È pazzesca sta cosa. Pagina 16. A Venezia ora spuntano volantini dalla parte dei borseggiatori. Già in questi giorni c'era questa notizia un po' strana in effetti, è veramente il mondo al contrario. Nel mirino finisce Monica Poli, nota per le sue battaglie contro i ladri in laguna, diventate virali sui social, famosissima Lady Pickpocket, e noi abbiamo ospitato molte volte ragazzi giovani che girano nelle metropolitane proprio a urlare contro queste ladre. Bene, adesso queste ladre, oltre inizialmente si sono difese picchiando come fanno gli amici pidini, e poi hanno cominciato a querelare, a denunciare chi disturbava i loro affari. Addirittura gli permettono di fare i volantini, scrivendo rovinate gli affari. Se la sono presa con questa Lady Pickpocket, famosissima anche in televisione. Lei ha già presentato denuncia. Dalla mia foto che hanno allegato potrei ipotizzare chi è l'autore, cioè se la sono presa proprio con lei, allegando nel volantino la foto dicendo rovini gli affari. La solidarietà di Zaia, chi agisce come lei va premiato, non perseguitato. Eccola qua, Lady Pickpocket al secolo, Monica Poli, non possiamo che applaudirla, veneziana, da anni si dedica alla difesa dei turisti dai borseggiatori. Con il gruppo di volontari cittadini non distratti ha costruito una rete di segnalazioni spontanee anche sui social che avvisa i visitatori nelle aree più affollate. Lo trovate oggi solo e soltanto sul quotidiano Libero. Restate lì perché tra poco la notizia bellissima che vi rischiarerà la giornata, che dal prossimo gennaio le autostrade costeranno meno. Ci credete? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Regime anticiclonico sull'Italia, la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo ovunque. Al mattino cieli pressoché sereni su tutti i settori al massimo velati, non sono attesi particolari disturbi. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, da segnalare al più una nuvolosità di passaggio del tutto innocua al nord-ovest e al centro, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia.
E ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula Tegnardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E qui è Claudio Serrano che parla con la sua nuova Lungo il fiume, un racconto di una notte d'estate. Seguitemi sulle mie pagine, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ciao! La luna sta come i gatti sui tetti, sulle rovine i tram, e gli ordinari del giorno si buttano a letto, gridando te saluta. Ma alla sera si prepara l'invasione, sul marciapiede c'è un certo via vai, nel vicolo un lampo e un furgone, le guardie cercano quei ragazzi pieni d'acume, mentre noi ci affacciamo lungo il fiume nella folla. Oh, non sai quel che ti fa, amami stasera, che domani non si sa. Lungo il fiume nella luce, fagli spazio e fallo entrare. Se l'amore è vero so che funzionerà. Ora sembra che il delirio sia portato in questa città, la passeggiata è tasata o non riesce a passare, che si tolgano pure di mezzo se devono andare così piano. Ho delle cose che mi frullano in testa e sto correndo contro mano, ed è un vecchiume, è tosta essere un santo. Lungo il fiume nella folla, oh non sai quel che ti fa,
Amami stasera, che domani non si sa. Lungo il fiume, nelle luci, fagli spazio e fallo entrare. Se l'amore è vero, so che funzionerà. Ma sono tempi duri per i cuori solitari, nel caldo ti senti annaspare e finisci spiantato fuori dal seminato senza un posto dove andare. Se strade ormai sono troppo morte per sognare, questa vita lungo il fiume è finita per me, che dice che è la nostra ultima occasione per andare via da qui. Lascia i perdenti dire è andata così, non ci rivedranno più. Lungo il fiume, nella folla, oh non sai quel che ti fa. Amami stasera, che domani non si sa. Lungo il fiume, nella luce, fagli spazio e fallo entrare. Se l'amore è vero, so che funzionerà. Se l'amore è vero, so che funzionerà. Sono quegli incontri che fanno bene alla salute, signori. Ho scovato su internet questo artista, mi è piaciuta la canzone, mi è piaciuto lui e l'ho trasmesso. E lui ci ha anche ringraziato, vedi, facendovi un saluto. Si chiama Claudio Serrano. Cercatelo così su YouTube, questa canzone si intitola Lungo il fiume, fa rock, blues e folk e arriva da Roma, non si capiva. Claudio Serrano da Roma, Lungo il fiume, uno degli artisti indipendenti assolutamente sconosciuti a livello nazionale che Radio Libertà si pregia di accogliere in programmazione. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, certo, la nostra, tra virgolette, rassegna stampa, insieme ai vostri messaggi. E siete qua con me a fare rassegna stampa, inviando un messaggino al 340 67 09 659. Noi ve lo leggiamo. Ma perché ci tirate per il sedere? Le autostrade le abbiamo pagate noi e poi i soliti noti li hanno regalati ai privati, quali, vedi Genova, oltre a essere assassini, sono anche rapinatori seriali, ci scrive Marco. E lo vediamo tra poco, la storia delle autostrade. Un pochino inizio a crederci, dai. LL, che avesse bevuto enzino o qualcosa di peggio, TSO? No, assolutamente, aveva tutto dentro. Tutte le notizie su Gaza arrivano da Hamas. Fidarsi di chi è il vero colpevole di tutto quel che sta succedendo? Punto di domanda. Io ci sono a Pontida come tutti gli anni dal 1993. Vai Roberto dalla Brianza, mi raccomando Roberto, ti aspetto allo stand di Radio Libertà e come minimo ti devi ritirare almeno il portachiavi in legnetto bruciacchiato con l'effigie di Sammy Varin. Ho coscritto Radio Libertà, ti chiediamo 5 euro di sostegno morale alla nostra radio, ma ci sono veramente ricordini di Radio Libertà di ogni tipo per portarvi a casa una cosa da collezione, ma soprattutto la testimonianza di una radio che dice cose. Non diciamo di dire le cose giuste, ma vi promettiamo di mettervi il dubbio. E questa è la cosa importante. Radio Libertà, non siamo Radio Verità, siamo Radio Libertà. E di questi tempi la libertà di poter parlare, che ci sono i fighi di sinistra che la chiamano in un altro modo, è un pochettino messa in discussione. Già, ma questo che parla della Lega è Aldo, Giovanni e Giacomo, non so chi, forse quello che parla della Lega, nel senso, no, era uno amico di Rizzo, dello stesso partito di Rizzo, che amiamo, lo amiamo, chiaro che loro devono fare anche il loro mestiere, non sono al governo, dovrebbero essere contro i partiti di governo, noi siamo gli ingranaggi che devono rispondere agli ordini
ordini, sì, ma meglio stare dentro che stare fuori molto spesso. Rizzo è un bluff, vuole fare il Salvini di turno. Più volte l'ho sentito criticare pesantemente Salvini e la Lega. Rizzo desideroso di una poltrona, dice Anna Maria da Vicenza. Brava Anna Maria, io in effetti gliel'ho proposta la poltrona, gli ho chiesto se voleva fare rassegna stampa con me, non mi ha neanche risposto. Che tristezza. Solo un idiota e uno che mente può dare torto a quello che ha detto Toscano. Da ex leghista me ne dispiaccio, ma è la realtà, scrive Stefano. Beh, Stefano, sei un ex leghista, vorrei vedere. Adesso aiuti il PD e fai bene, perché giustamente vuol dire che la tua anima è quella, ma se non voti più Lega non fai altro che aiutare il PD, ricordalo. Basta TV, di Gaza non me ne frega niente, Israele non avrà mai pace in quel postaccio circondato da nemici, dovrebbe trasferirsi negli USA e mandarli a cafare, Silvio da Torino. E in effetti, se costruisci qualche albergo, eccetera, fai la famosa riviera di Gaza, mi viene il dubbio che qualche attentatino ogni tanto arrivi, ma sono dubbi. Non conto nulla, ma chiedo le dimissioni del rettore dell'Università di Pisa, che non intende denunciare coloro che hanno interrotto una lezione a scienze politiche, picchiato un docente, minacciato gli studenti. Quale legalità intende insegnare questa università? Fuori dalle nostre scuole coloro che non rispettano la libertà altrui. Interessante questo messaggio, ma adesso mi fermo, poi vado avanti perché sono con voi anche dopo le 11 questa mattina, ricordate? E dai, l'unica buona notizia in questa valle di lacrime, veramente c'è poco di buono sui quotidiani, ma questa è una bella notizia. Pagina 17, Simone Di Meo scrive: in arrivo le nuove tariffe, e uno dice cazzo, che cosa c'è che aumenta? No, dal prossimo gennaio autostrade meno care. Tra le novità, rimborsi del pedaggio in caso di rallentamenti dovuti a cantieri. Se vedete il cantiere pensate frin a una pioggia di denari che arriveranno da quel cantiere e obblighi di trasparenza sulle informazioni di viaggio. Ci capiamo, se non vi informano bene potete chiedere il rimborso. Il prezzo delle tratte autostradali sarà legato ai reali investimenti fatti dalle concessionarie, non più a meccanismi fissi, cattivi e non trasparenti. Capito, mi hai? Cioè, se l'autostrada dimostra di avere fatto investimenti su quel tratto, di aver messo a posto le cose, la strada sempre bella, pulita, i cartelli puliti, proprio scintillanti, eccetera, allora si può aumentare. Se invece ha lasciato trasandato un po' quella, non può aumentare, anzi deve diminuire l'autostrada. Noi stiamo scherzando, però la notizia è positiva, perdonatemi. E dai, non va, ma sempre a brontolare. A partire da gennaio cambierà tutto o quasi per chi utilizza l'autostrada. Le nuove regole sul calcolo dei pedaggi promettono una cosa semplice ma attesissima: una riduzione delle tariffe. Saranno infatti legate agli investimenti reali fatti dalle concessionarie e non più a meccanismi fissi e poco trasparenti. Una novità che mette finalmente al centro chi paga, i cittadini. A spiegarlo è stato il presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti Zaccheo durante la presentazione della relazione annuale. Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l'utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione, ha detto il presidente, confermando che l'obiettivo è rendere il sistema più equo e vantaggioso per automobilisti e autisti, addirittura con la possibilità di rimborsi per la presenza dei cantieri che paralizzano o rallentano la circolazione. Ragazzi, oggi è da comprare il quotidiano Libero, pagina 17, paginone di buone notizie. Go go! E con questa felicità in corpo, ragazzi miei, che ci avviciniamo lentamente al qui Parlamento, ma prima dobbiamo tornare per forza sulle notizie tristi e la tristezza. Da quale quotidiano arriva la tristezza secondo voi? Picciu, indovinate un po', ma dal quotidiano La Repubblica. Chiaramente la frase che ci ha colpito anche a noi antipidini è questa: la spartizione di Gaza una miniera d'oro.
Frase shock del ministro israeliano. Affare immobiliare con gli Stati Uniti. Bombe anche sui profughi. L'Unione Europea propone sanzioni. Basta orrore. In centropagina su Repubblica, Marche, duello Meloni-Schlein, le leader in campo per i candidati presidenti alle regionali di fine mese. Furlani che salta in cima al mondo, è l'oro italiano più giovane, ma comunque ragazzi, comunque sia in Italia, sì, ma anche nel mondo, è una cosa bellissima accaduta e una roba che fa assolutamente piacere. Pagina 13, bufera su Salvini. Ma io vedevo qua, sono entrato in Belliero, c'era una bufera di vento, solo qua. Appena esci fuori, tutto tranquillo, c'è il sole. Bufera su Salvini, pagina 13, signori, si prende in giro Salvini e la Lega e tutti voi, chiaramente, che non votate PD, ma ci siete dentro, Una vergogna, l'abbraccio all'ambasciatore russo, ragazzi. D'Alema, ma chi è D'Alema? Ma assolutamente, pagina 13, paginone di Gabriella Cerami che scrive: il leghista rivendica il gesto con il diplomatico di Putin, cerco sempre il dialogo, la russa che dice lo avrei salutato ma non in quel modo, insomma Salvini gli ha dato la mano, qualcuno dice addirittura l'abbia abbracciato e questa cosa chiaramente non va per niente bene e giustamente di sotto, oltre chiaramente qui si fa tutta la cronaca dell'incontro a Roma con i cinesi eccetera e subito sotto c'è Filippo Ceccarelli che parla dell'epopea di Salvinoschi, siamo tutti Salvinoschi, che si sentiva a casa a Mosca e chiacchierava al Metropol. Oh, che palle ragazzi, sono bacati questi di sinistra. Il primo viaggio risale al 2014 con Savoini, la maglietta sulla Piazza Rossa, la contestazione del sindaco polacco, ricordate tutto, ricordiamo tutto, certo la maglietta di Putin, ma c'era ancora mio figlio, e poi certo la contestazione del sindaco polacco, che figuraccia davanti a tutti. Attenzione, per fortuna a un certo punto della presa per il culo di questo paginone immenso sul quotidiano Repubblica, si è risvegliato un attimo, Cecca, guarda che no, anche a sinistra mi pare che qualcuno, allora Cecca ha avuto un lampo e dice: ora, prima di ricominciare questa nutrita ricognizione, è doveroso ricordare che in Italia non manca mai qualcuno che per ragioni ideologiche, economico-affaristiche o geopolitiche è comunque attratto dal campo magnetico della Russia, oltre ovviamente al PC che pure incoraggiava chiunque altro ponendosi come mediatore in piena guerra fredda. Il più striminzito elenco contempla il presidente Ronchi, visita a Khrushchev effettuata contro il Papa e gli americani, Enrico Mattei, petrolio, la Fiat, Togliattigrad, il Papa e la Santa Sede, Ostpolitik, il movimento pacifista, missili a Comiso, Andreotti, detto Andriotov secondo Montanelli per avere schierato l'ambasciatore italiano sulla Piazza Rossa. Last but not least, è obbligatorio ricordare Silvione, fino all'ultimo così amico di Vladimir da insospettire gli alleati occidentali. Naturalmente tutto prosegue, se volete divertirvi non c'è proprio niente da ridere, ma se siete di sinistra vi viene da ridere, cioè, hanno anche un senso dell'umorismo tutto loro questi. Acquistate il quotidiano Repubblica. Sì, sto per fermarmi, ancora 2 minuti e poi c'è il Qui Parlamento. Oggi ci colleghiamo con Edoardo Ziello, ma a pagina 22 di Repubblica occorre ricordare che anche la Sardegna approva la sua legge sul fine vita, ma il governo la impugnerà. È la seconda regione dopo la Toscana, mentre in Senato è ferma la norma nazionale, coerente con la sentenza della Consulta. Ne parla in un paginone Repubblica, così come parla anche di San Siro a pagina 23. Sì alla vendita, stop al contratto in caso di indagini. La brutta cronaca con Violenta, ventenne conosciuta sui social, l'incontro al capolinea della metropolitana di San Donato Milanese, arrestato 38enne. Milano, botte alla compagna, arrestato uomo d'affari iraniano. E poi a pagina 25 di Repubblica la procura dei minori convoca 4 compagni per il suicidio di Paolo. Latina, la prima denuncia dei Mendico risale a 5 anni fa.
Poi altre 15 segnalazioni alla scuola, nulla è stato fatto. Sono quelli che lo hanno bullizzato, dice il papà del ragazzo morto. E c'è un paginone a pagina 25, ma avete sentito, ne parlano un po' tutti i quotidiani. Cerchiamo di andare a fondo quello che è successo a questo ragazzo, sicuramente i loro compagni, ma anche pare la scuola non abbia fatto nulla. Ci fermiamo, certamente sì, c'è la pausa con il Qui Parlamento, poi la canzone indipendente, poi ci collegheremo ancora per qualche minuto con i quotidiani del giorno, ma cominciate a pensare cosa mai potreste dire in diretta, perché verso le 9:10 apriremo le linee allo 0292947222, potrete andare in onda in nazionale su Radio Libertà e dire ciò che volete. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente. Anzitutto mi preme ovviamente partire da un assunto, ovvero che la separazione delle carriere rappresenta di fatto l'attuazione di quel principio costituzionale importante dell'articolo 111 della Costituzione, che contiene quel binomio fondamentale per qualsivoglia processo costituito dalla imparzialità e dalla terzietà del giudice. Un articolo che per chi parla e per la comunità politica che rappresenta non è stato per niente attuato completamente. Questo per un motivo storico, per l'indebolimento della politica che c'è stato durante il periodo, specialmente della conclusione della Prima Repubblica, quando di fatto si è assistito alla creazione del fenomeno della spettacolarizzazione delle inchieste giudiziarie, col fenomeno di Mani Pulite, con il crollo, ecco, di alcuni partiti politici che rappresentavano l'essenzialità di quell'arco parlamentare di quel tempo, e la magistratura, una parte di essa, gradualmente con la politica che si è ritirata in molti spazi, ne ha guadagnati degli altri, ed era una magistratura che ovviamente di imparzialità e di terzietà aveva ben poco, una magistratura che condizionava e che condiziona tuttora alcune scelte di alcuni partiti politici di centrosinistra, signor Presidente, una magistratura che ha sempre combattuto chi si opponeva alla modifica dello status quo, una magistratura che si è sempre opposta a chi non la pensava come lei, una magistratura che ha sempre contrastato l'avversario politico attraverso la tecnica delle inchieste ad orologeria. L'abbiamo visto purtroppo nel passato recente e anche da poco tempo. Ecco, di fronte a questo noi ci siamo sempre opposti, a questo sovvertimento della realtà, a questa volontà, ecco, di prevaricare il potere legislativo e di sostituirsi quasi alla politica. Lo abbiamo fatto con tante iniziative da un punto di vista parlamentare, da un punto di vista storico, l'abbiamo fatto ora con finalmente questa riforma, per la quale ringraziamo il Ministro della Giustizia per il grande lavoro che ha portato avanti fino ad oggi nell'intero ovviamente meccanismo giudiziario complessivo. E di fronte a chi intende mantenere questo status quo, noi siamo sicuri che con questa riforma noi elimineremo il problema del correntismo, che di fatto, le cui correnti rappresentano di fatto un cancro per questa magistratura, una situazione da un punto di vista del correntismo che rappresenta in pieno una situazione di correnti nefaste e sempre più infestanti, che questa riforma vuole colpire duramente per eliminare quelle situazioni imbarazzanti di commistione tra magistratura e politica che sono ben note tra l'altro alle cronache recenti. Basti ricordare lo scandalo Palamara e della contiguità che c'è stata in quello scandalo tra il Partito Democratico e quella parte di magistratura. Ecco perché vogliamo andare in quella direzione, signor Presidente. È un motivo anche importante quello di voler distinguere la funzione giudicante da quella inquirente, perché di fatto ne abbiamo bisogno. Paesi come la Svizzera, la Francia e la Spagna ormai ce l'hanno questo principio attuato ormai da molto tempo, non capiamo il motivo per cui noi non possiamo avere la stessa situazione. E cito le parole di un luminare del diritto, un luminare dello Stato, ovvero le parole del giudice Falcone, che alla Repubblica il 3 ottobre 1991 rilasciava le seguenti dichiarazioni: il giudice si staglia come figura neutrale non coinvolta al di sopra delle parti,
Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri. Ecco, non sono le dichiarazioni di un pericoloso sovversivo di destra, come direbbe magari qualche rappresentante, signor Presidente, del Partito Democratico o della sinistra, ma sono le parole di un luminare del diritto del nostro Paese, e noi dobbiamo, di fronte a queste parole, assolutamente trarne ispirazione e procedere nel modo più spedito possibile all'attuazione delle stesse espressioni. Secondo l'opposizione, noi staremo di fatto tritando e distruggendo la sacralità del Consiglio Superiore della Magistratura, una sacralità che, se poi la andiamo a vedere nell'ordinario e nel quotidiano, difficilmente si può registrare. Basti pensare per esempio alla tecnica di conferimento degli incarichi direzionali, che non avviene molto spesso sulla base del merito, sulla base della preparazione, ma avviene interamente sulla base della spartizione di correnti. Tu appartieni a questa corrente e quindi ti conferisco questo incarico, tu magistrato pur bravo, pur preparato, non facendo parte di questa corrente, ti escludo a priori. Ecco un altro motivo per cui vogliamo andare nella direzione dell'attuazione di questa riforma, e mi accingo a concludere, signor Presidente. In questi anni noi in questo Paese abbiamo visto giudici che si sono dilettati a disapplicare leggi che questo Parlamento andava ad approvare, che andavano nella direzione, per esempio, di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non soltanto si limitavano a disapplicare questi provvedimenti, ma addirittura andavano a manifestare insieme ad alcune sigle di sinistra contro il governo che andava a promuovere le stesse leggi in materia di contenimento dei flussi migratori clandestini. Penso per esempio all'allora caso del giudice apostolico, che andò a manifestare insieme alla sinistra contro le politiche dell'allora ministro Salvini. Penso per esempio a quella parte di magistratura che ha fatto ricorso inspiegabilmente di fronte alla sconfitta del proprio capo d'accusa e di imputazione in primo grado nei confronti dello stesso ministro Salvini, che, non contenti di aver perso in primo grado, di fronte di fatto alla verità oggettiva, ovvero che un ministro aveva esercitato sostanzialmente la propria funzione per garantire l'interesse pubblico, quella parte di magistratura non ha fatto altro che andare avanti facendo ricorso alle spese di chi? Alle spese dello Stato. Ed è per tutti questi motivi, vede, signor Presidente, e concludo, che noi della Lega siamo convintamente e compattamente convinti di dover dare attuazione nel più breve tempo possibile a questa riforma, per eliminare velocissimamente ogni qualsivoglia forma di correntismo che ha rappresentato un cancro, un vulnus democratico, anzi antidemocratico per questo Paese. Grazie Presidente. Qui Parlamento. La Lega, nata dalla battaglia, accetta la sfida. È un enorme grazie per tutti voi, perché siete uno spettacolo. Guardate lo spettacolo che si vede da qua. Ed è straordinario vedere il Leone di San Marco vicino ai Quattro Mori di Sardegna. Gente dalla Lombardia e dalla Puglia, dell'Emilia e della Calabria. L'Italia unita nel nome del lavoro, della dignità e dell'onore. Io non mollo e non mollerò mai. Noi non molliamo. Grazie a chi ha cominciato questo sogno e grazie a voi che lo state portando avanti. Noi non molliamo. Speciale Pontida 2025. Vi aspettiamo in diretta sui canali di Radio Libertà domenica 21 settembre dalle ore 8:30. Radio Libertà, la tua radio. Ciao ascoltatori di Radio Libertà, sono Clemenzia e questa è la mia canzone, Disordine. Guardati là, a giudicarmi tutto il giorno, accasciato una poltrona, stropicciato ieri sera, si sistemerà. Quest'armadio, questa vita, questa stanza e tornerai al tuo posto di partenza, ma intanto pensa che io mi faccio spiaccicare dai pensieri. Allora cosa ti lamenti se a te ti spiaccica il maglione messo ieri? Sarà un problema di domani dare un ordine alle cose. Il disordine mi piace. Un'altra notte
poi sistemerò. Un altro giorno che rimanderò. Un'altra notte e poi sistemerò. È tardi adesso, non ci vedo più. Ascolta di te, che mi dici che sarò un perdente se non rimbocco le coperte appena sveglio la mattina, se la mia unica routine è continuare a bere gin, già che mi faccio un altro giro, mi spoglio al volo. Mentre tu pensi al passato e stavi meglio con gli altri, sbottonato, scolorito ma con pochi rimpianti, sei ordinato ma non trovi ragione. In una busta senza aria, cambi stagione, io mi tuffo nel letto, spengo la luce, nel buio tutti i posti hanno lo stesso colore, col disordine scrivo la mia firma d'autore, dormo cullata in mezzo a quadri sculture. Un'altra notte e poi sistemerò. Un altro giorno che rimanderò. Un'altra notte e poi sistemerò. È tardi adesso, non ci vedo più. Non ci vedo, non ci vedo, non ci vedo più. Poi sistemo, poi rimanderò. Opinioni di stranieri ammucchiate là. Poi le ascolto un giorno, poi chissà. Un'altra notte e poi sistemerò. Un altro giorno che rimanderò. Un'altra notte e poi sistemerò. È tardi adesso, non ci vedo più. Certo, perché il disordine è anche una forma d'arte, secondo me, e ci puoi addirittura parlare insieme in una canzone. Questa canzone, Disordine, di Clemenzia, scritto Clementia. Lei è Elisa Zamboi, ex militare, ma è simpaticissima in questa canzone che parla un po' di tutti noi, un disordine a volte anche mentale, ma soprattutto fisico. E se avete dei figli, stendiamo un velo pietoso. Buongiorno, 4 minuti dopo le 9 del mattino, ma buon mattino anche buonasera a quelli che ci seguono in versione replicata. Ancora qualche giorno, la sera dopo le 18 andiamo in replica. Dalla prossima settimana si ritorna normali, normali tra virgolette, questa è Radio Libertà. Ritorna Antonino Danna a partire dalle 18 e sarà il benvenuto tra di noi. Intanto ancora un po' di pazienza perché ho ancora qualcosa di bello da tirarvi, proprio ve li tiro questi quotidiani oggi. Poi apriremo le linee allo 0292947222, leggeremo i vostri WhatsApp, i vostri messaggini, ma prima c'è il Fatto Quotidiano. Allora, in taglio alto, le smentite che già avevamo detto in questi giorni, c'era qualcosa di strano, l'attacco russo alla Polonia, perde già i pezzi e i droni. Qualcuno di voi mi aveva spedito la fotografia del missile polacco sulla casa e nessun secondo sconfinamento. Adesso esce la rivelazione di un giornale che era sconosciuta anche al presidente, che striglia il premier Tusk, ora fai chiarezza, e la versione ufficiale è piena di buchi. Sappiate comunque che c'è qualcosa, sembra sempre che ci sia un'altra verità. D'altronde siamo in guerra. In centro pagina la verità del Fatto Quotidiano è questa: Unione Europea, finte sanzioni a Bibi, lo scrive anche La Stampa, finte sanzioni a Bibi senza toccare le armi, cioè le armi continuiamo a dargliele. Israele, puniti ministri e coloni estremisti, robetta da 227 milioni. Qualunque sia il vostro pensiero, fatemelo avere. 340 6709 659. Andiamo sul Tempo
Così vogliono uccidere la destra? Tutti gli attentati e i processi politici. Nell'inchiesta del quotidiano Il Tempo, l'assassinio di Kirk non è un caso isolato. Così cercano di fermare l'ascesa dei conservatori. Tra le segnalazioni, Meloni, nessuno più di me, è oggetto dei discorsi d'odio. Trump arriva a Londra, Re Carlo lo porta a Windsor in carrozza, ma poi le chat dell'ANM, magistrati schedati per il voto al referendum, Fratelli d'Italia e Forza Italia dicono antidemocratici, attenzione perché oggi si cambia la giustizia, e ancora il caso di Genova, vi abbiamo già appeso. Bufera per la frase shock del consigliere del PD, vi abbiamo già appeso per i piedi una volta. Così il consigliere PD a Genova Chiarotti, ricordate, Chiarotti, si è rivolto alla Bianchi di Fratelli d'Italia. A scatenare la reazione, la richiesta di 1 minuto di silenzio per Kirk. Salvini e l'ambasciatore russo, è minimo, se comprate un giornale di sinistra ci sono paginoni interi su questa roba, ma c'erano anche D'Alema and Company. Questo no, non c'entra assolutamente niente. Infine Dario Martini ci insegna come occupare le case. Salis dà lezioni ai sindaci. Come potete notare, gustoso il quotidiano Il Tempo, se non fosse che a pagina 2 ci parla degli attentati, dei processi politici. Così vogliono uccidere la destra e fermare i conservatori. Non solo l'omicidio di Charlie Kirk, da Trump a Bolsonaro fino a Shinzo Abe, ecco la lista di tutti i politici oggetto di attacchi armati e accuse ideologiche. Roberto Arditi, quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, con una bella, anzi bruttissima lista che ha naturalmente dentro i big del centrodestra anche in Italia, tra cui un certo Matteo Salvini. Ma se dobbiamo tirar fuori le minacce, la Silvia Sardone, la Tovaglieri, la Cisint, roba che non fa effetto certo alla sinistra, non fa effetto, questo è il vero senso. L'Europa torna alle radici, dalla Manica al Mediterraneo, ora il vento della destra soffia sempre più forte. Pagina 3. Aumenta il successo dei movimenti conservatori in tutto il continente. Secondo gli ultimi sondaggi, AfD è il primo partito in Germania. E anche qua, notizia che ha fatto poco risalto, il risultato delle elezioni in West Reno-Westfalia. Vi abbiamo già appeso per i piedi, frase shock del PD al consigliere di Fratelli d'Italia. I Dem a Genova si rivoltano contro la richiesta di Fratelli d'Italia per il minuto di silenzio in onore di Kirk contro l'Occidente, scrive Filippo Impallomeni quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. L'ultima follia della sinistra: attacca Salvini perché saluta l'ambasciatore russo, ma tace su D'Alema and Company. Edoardo Sirignano a pagina 6 del Tempo la dice giusta. Il chiarimento del vice premier: se vuoi avere buone relazioni devi dialogare. E l'ex parlamentare dei 5 Stelle De Si rivela come Matteo anche Speranza e Orfini. Paginone quest'oggi a pagina 6 del Tempo, la menano perché Salvini gli ha dato la mano, ma c'erano anche altri a quell'incontro con i cinesi. Santa polenta, dalle occupazioni alle elezioni ai sindaci, ora Salis insegna come trovare le case. Bruxelles invia l'eurodeputata in missione a Milano da Sala e a Palermo dalla Galla e chiede ai colleghi eurodeputati di non revocarle l'immunità. La Lega allergica alla legge, però l'abbiamo vista ieri a San Siro, è stata obbligata a guardare le schifezze di San Siro, schifezze chiaramente che sono state portate avanti dalla sinistra in quel di Milano in questi anni. Confusione a sinistra, l'altra Salis, Silvia, e la strategia per togliere il comando a Elli, il duello che agita il Nazareno. Gli Sherpa lavorano già alle primarie di coalizione in vista delle politiche. Tra gli sfidanti di Slane spunta la sindaca di Genova
amata dai riformisti. Fa un po' paura, questa Silvia 2 sembra troppo brava, dici. No, è così. Il governo Le Cornu al palo, oggi mobilitazione generale a Parigi, negozi chiusi, ma anche bocche cucite su giornali e telegiornali. Nessuno parla di questo Le Cornu, a parte insomma il cognome, che non riesce a combinare niente. Le consultazioni al palo. Dress code a scuola. Come si devono vestire i nostri figli? Già li mettete via il telefonino e poi devono stare attenti anche a come si vestono. I presidi hanno diffuso le circolari e i depliant esplicativi. No a pance scoperte, minigonne, unghie lunghe, shirt e ciabatte. Pagina 12 del quotidiano Il Tempo, prendi nota. Certamente, avendo figli o nipoti, dobbiamo fargli un attimino la predica. Santa polenta di nuovo. Minori a mano armata, ancora aggressioni con coltelli e martelli. Il boom di tentati omicidi, a pagina 13 del quotidiano Il Tempo. E poi a pagina 14 la notizia più leggera ma che ci fa sognare, quasi quasi speriamo di trovare una coda in autostrada. Col nuovo anno pedaggi più leggeri. Le tariffe autostradali saranno legate agli investimenti, ma anche, dicevamo, anche ai cantieri. Se il cantiere vi fa perdere tempo, potrete richiedere un rimborso, come coi treni. Ma ci voleva così tanto, ce l'abbiamo fatta. Sto per aprire le linee, ma prima, doverosamente, il quotidiano La Stampa, che è uno di quelli coraggiosi, che scrive in prima pagina sanzioni a salve per Israele, sanzioni a salve per Israele. All'interno l'arcipelago flotilla, il mondo in bilico, sì, ma c'è la flotilla che sta arrivando, ma stiamo scoprendo che su queste navi succedono cose. Sulle navi con gli aiuti per Gaza c'è un melting pot, quella cosa lì, non facile da tenere assieme. E allora Greta Thunberg lascia il direttivo, il giornalista Omar lascia la missione, gente che va, gente che torna, e c'è un paginone con Nicolò Zancana, pagina 8 del quotidiano La Stampa, che insomma mette un po' di ombre su questa flotilla. Non si amano troppo, mai quanto La Stampa e in generale la sinistra non ama Salvini. Eccolo qui a pagina 12, anche qui ragazzi, tutti che tagliano la torta. Eccolo qui, l'abbraccio russo, il caloroso saluto tra l'ambasciatore russo e Salvini alla festa per i 70 anni della Cina scatena le critiche delle opposizioni. Il silenzio degli alleati sul vice premier, non ci fate parlare male di Matteo, virgolettato, ma la russa lo difende, è stato educato. Cosa dice a sua difesa Matteo Salvini? Ho incontrato l'ambasciatore russo come decine di altri, ero invitato, ci sono andato per educazione. Cosa dice il presidente del Senato La Russa? Io non c'ero, quindi non posso giudicare, non so se allo stesso modo, ma avrei salutato l'ambasciatore. Ha rivendicato di sentirsi vicino tanto all'America di Trump che alla Cina. Sì, signori, il caso con Alessandro Barbera oggi a pagina 12 del quotidiano La Stampa, un intero paginone, perché non sapevano proprio di cosa parlare oggi sulla Stampa, con Lia Quartapelle, deputata Dem, che dice un gesto spudorato, fa lui la politica estera, Meloni dica se il governo sta con Kiev oppure no. La Premier rischia di vedersi superata a destra perché Salvini interpreta la linea di Trump di riapertura a Putin. Ragazzi, sarà una Pontida scoppiettante. Il 21 settembre venite a Pontida sul Sacro Pratone della Lega, l'evento dell'anno. Già questo sabato, ma domenica il clou. E se passate di lì, passate a trovare Sammy Varin e tutto lo staff di Radio Libertà, perché abbiamo un bel gazebo. Pagina 14, l'attacco di Schlein, una vergogna i salari così bassi, la segretaria del PD a Pesaro, con Bonaccini per Ricci, da Meloni promesse vuote, convincete gli indecisi, ma soprattutto Virginia Libero, è lei, la mini Ellie, che tanto stanno strombazzando, non soltanto a sinistra, ma gli abbiamo fatto pubblicità anche sui quotidiani di destra. I ragazzi hanno fatto
hanno voglia, i ragazzi hanno voglia di impegnarsi, porterò nel partito le loro idee fresche. Oh, vi abbiamo già appeso. Queste speriamo non siano le idee fresche del PD. La nuova segretaria dei Giovani Dem dichiara: la destra soffia sulle paure, noi abbiamo proposte concrete. Schlein, il PD era ai minimi termini, lei l'ha trasformato nel perno dell'alternativa alla maggioranza. Così la carina, dai, è carina, Virginia Libero, 27 anni, la freschezza dei suoi 27 anni. Speriamo bene, naturalmente, perché a proposito di comunicazione, sappiamo che il PD sta appena toppando negli ultimi 30 anni. Meloni evoca il business dell'odio. Elli, se vuoi posso farti i nomi, ha detto la premier con i suoi ad Ancona. Il fine vita, la via libera anche in Sardegna. Dopo la Toscana, la Sardegna è la seconda regione ad approvare una legge sul tema. E ancora, non cambiamo, sul quotidiano La Stampa, manovra, le banche frenano. Sì, sapete che la Lega voleva chiedere un obolo anche, tutti sti soldi che hanno fatto le banche, e date una mano anche voi. Le banche frenano. Sui crediti fiscali abbiamo fatto un accordo. Tononi del Banco BPM: lo scorso anno abbiamo preso un impegno serio. Gros Pietro, Intesa San Paolo, vediamo cosa ci propone il governo. Paolo Baroni, a pagina 16 del quotidiano La Stampa, dice che le banche mettono le mani avanti e di fronte all'ipotesi di contribuire di nuovo al bilancio dello Stato in vista del varo della prossima legge di bilancio, ricordano al governo che è tuttora in vigore l'accordo sul congelamento dei crediti fiscali differiti raggiunto lo scorso anno. Io apro le linee intanto 0292947222 perché so che volete parlare con me, ma prima un'altra segnalazione che fa paura, ma se ne parla proprio firulì firulà. Il fisco entra nei conti correnti, faro su chi ha debiti con lo Stato. La proposta sui pignoramenti nella relazione della commissione del MEF sul magazzino fiscale, insomma si parla con Luca Monticelli dei contribuenti che evadono il fisco e che quindi hanno ricevuto un avviso, una cartella per non avere pagato, si troveranno l'Agenzia delle Entrate e Riscossione nel proprio conto corrente. Non è vero, è solo una proposta che arriva dalla commissione per riordino della riscossione istituita presso il Ministero dell'Economia. È una proposta. 0292947222 dopo questa allegra notizia sulla stampa. Sulla stampa che cosa vuoi che dica, robe? Sentiamo le vostre voci. Pronto? Buongiorno signor Semmi di Setta. Buongiorno. Allora, signor Semmi, io non le ho mai chiesto niente, ma questa volta desidererei sentire... Vuole dei soldi? No. Pensavo, perché di solito quando si dice quella frase non ti ho mai chiesto niente. Va bene, dai. No, di altre cose, purtroppo più gravi. Dimmi. Allora, ripeto, desidererei sentire dal nostro ministro Salvini, cioè il 21 a Pontida. Ecco, io chiederei tutto questo, spero che mi ascolti o qualcuno dei nostri senatori passino parola. Grazie. Allora, signor Semmi, io ho chiamato soprattutto per gli stupri alle gang e bisogna intervenire. Grazie. Salvini o chi per lui prenda nota. La Verità scrive in prima pagina: così la sinistra combatte l'odio, vi abbiamo già appeso per i piedi. È più forte di loro, senza evocare il fascismo non sanno stare. In consiglio comunale a Genova, incredibile frase dell'esponente del PD alla capogruppo di Fratelli d'Italia, che commemorava l'assassinio del giovane attivista conservatore negli USA. Il Dem poi costretto a scusarsi. Si scoprono poi altre balle sul fronte ucraino. I danni in territorio polacco non li hanno provocati i droni di Putin, ma un jet di Varsavia, e a uccidere l'ex capo del Parlamento di Kiev non è stato un russo, ma un connazionale, signori. Ecco la pulce nell'orecchio. Oggi su quei pochi quotidiani che hanno coraggio di dirlo, tra cui appunto il quotidiano La Verità. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amanto. Buongiorno.
non è una pulce, è un criceto. Allora, innanzitutto complimenti per il pezzo di Serrano che mi faceva tanto Joe Cocker con quel blues, davvero molto bello. Bello, mi fa piacere. Poi vorrei dedicare una canzone alla flottiglia, come fanno i marinai di Dalle De Gregori. Bella. Ed ora tocchiamo un tasto dolente. Allora, noi ci stupiamo oggi dell'aggressività e della violenza delle parole della sinistra, ma la sinistra ce l'ha sempre avuta quella violenza. Ce l'aveva negli anni 70, negli anni 80, con le Brigate Rosse, con tutti gli attentati e tutto il resto, con le manifestazioni a volte incomprensibili, alle quali le città hanno dovuto sottostare, volenti o nolenti, alla sua quarta colonna, attraverso i centri sociali, attraverso quelli che vengono chiamati autonomi. E poi, quante ne ha dette su noi della Lega, perché noi abbiamo sempre detto le cose come stanno e magari erano le stesse cose che dicevano loro, ma loro le potevano dire e noi no. Loro sono quelli che hanno sempre la verità in bocca, che quando sono in campagna elettorale la dicono, quando vanno al potere la cambiano, perché ovviamente si rimettono ai poteri forti che li sostengono. Quindi non c'è da stupirsi. Oggi, siccome a forza di raccontare balle hanno finito gli argomenti, allora cosa fanno? Tirano fuori la violenza a parole che finora hanno sempre nascosto nella loro grande capacità di eloquio e di comunicazione. Ma siccome hanno finito i coperchi, perché hanno finito i coperchi, allora ti dicono quello che in cuor loro pensano. Questo te lo dico anche perché parlando con tanta gente, anche con degli amici che sono a sinistra, loro alla fine, anche se hanno torto, non lo ammettono mai, perché sei comunque tu che hai torto, perché arrivi da loro, vieni considerato che arrivi da un substrato di fascismo, soltanto perché osi contraddirli, perché purtroppo loro il contraddittorio, il dibattito e il confronto non lo sopportano, men che meno adesso che hanno perso le leve del potere e non sanno più come recuperarle, perché quando perdi le leve del potere, piano piano perdi anche tutti i tessuti che ti hanno permesso di arrivare e di restare a quel potere. Quindi è ora che la sinistra si faccia da parte. E ultima cosa, e poi chiudo, ricordiamoci sempre l'esercito elettorale, l'esercito industriale di riserva che hanno inserito a partire dagli anni 90 e quell'esercito contavano di avere dalla loro parte, e l'esercito elettorale di riserva che hanno cercato e stanno cercando di inserire con la cittadinanza breve o il Ius Scholae. Ti saluto Sammy, ciao. Grazie. Tutti neri ma votano PD. Sì, è tutto vero, è vero. Liberano la cattiveria a un certo punto. Cioè, se tu li contraddici, quelli di sinistra, ci litighi e poi a un certo punto arriva il pugno. Avete notato sta cosa? Si chiama free speech, un termine che io sinceramente non conoscevo. La libertà di parola senza limitazioni o censure. Ne parla Mattia Feltri nel suo Buongiorno oggi sul quotidiano La Stampa. Perché gli americani potrebbero fare anche questo errore. Libertà di parola e la limitiamo. Attenzione, infatti ne parla il quotidiano La Verità, pagina 3. Prima torna sull'omicidio politico, Charlie omofobo e razzista, tutto inventato, da Saviano a Odifreddi passando per la Costamagna, chi infanga il passionario trampiano da morto lo ignorava da vivo, e oggi cita frasi mai pronunciate dal giovane freddato durante un comizio: basta bufale, Kirk non odiava le donne, i neri e gli omosessuali. Ne parla a pagina 3 oggi il quotidiano La Verità, mettendo proprio le frasi, quelle giuste e quelle che invece sono fake. Charlie Kirk era contro il Civil Rights Act, è vero. Charlie Kirk ha detto che i neri non sanno pilotare gli aerei,
falso, si chiedeva solo se fosse corretto assegnare degli incarichi in base alle corsie preferenziali e non alle competenze. Charlie Kirk ha detto che le donne nere non hanno il cervello di una bianca, falso. Ha messo in dubbio l'intelligenza di alcune singole persone come Michelle Obama, eccetera, il colore della pelle non c'entra nulla. Ma attenzione a non cadere in trappola, scrive La Verità. Ora i MAGA non cadano in trappola limitando la libertà di espressione, quel famoso free speech che noi non sappiamo cosa sia. L'idea di perseguire chi infanga l'attivista caduto contraddice la lotta per il free speech e quindi la libertà di poter dire ognuno quello che vuole. Se facciamo la legge di punire chi infanga la morte di Kirk, insomma. 0292947222, peggio del PD con la legge Zan. Chi c'è in linea? Pronto? Sono io, ciao Sammy, Ciao. saluto Marco, bellissimo intervento al quale io volevo aggiungere. Ormai davvero questi di sinistra non sono solo finiti, ma sono disperati, sono veramente disperati, e quando uno tocca il fondo poi diventa anche pericoloso. Allora io però ho chiamato dicendo, non so se avete notato, se hai notato l'accoglienza che l'Inghilterra ha fatto al mio Trump, scusa, mi permetto di dirlo. Sì. Una cosa mai vista, cioè nei secoli dei secoli non si era mai visto un'accoglienza talmente sontuosa, talmente regale, e questo perché ormai Keir Starmer è alla fine e Nigel Farage su impulso di Trump prende in mano a breve l'Inghilterra. Rimane solamente quella specie di Francia che è in rivolta, ma nessuno lo dice, e questa Germania guidata da questo nazi coso, come si chiama, Merz, che anche lì ormai è al collasso economico. L'Italia giustamente si è messa nelle sue mani, e questo lo vediamo anche con il discorso della Russia. Meno male, perché guardate che quello che ha fatto Salvini è bellissimo, dare la mano al console, all'ambasciatore russo, eccetera, ma guardate che il discorso che avete fatto prima, che ha fatto Italia Sovrana e Popolare da parte di Toscano, è quello che tantissimi leghisti o ex leghisti dicono, cioè si sente questo fra le file dei leghisti. Quindi fatene buon uso, fatelo sentire più volte, fatelo sentire a chi governa a chi comanda questo partito, a chi lo porta avanti. Guardate che si perdono voti stando così con un governo filo ucraino, che dice di essere filo ucraino ma tiene il piede in due scarpe. Noi dobbiamo sentire secondo me quello che il popolo dice, la gente sente, e quello che ha detto Toscano è la verità. Grazie, magari ve lo farò risentire alle 11. Toscano, amico di Rizzo, la sinistra, il famoso partito di sinistra sconosciuto, ma a Rizzo piace a molti leghisti, soprattutto al generale Vannacci. Questo Toscano del partito di Rizzo ha detto insomma che la Lega tiene il piede in due scarpe, sta al governo, eccetera. Tutti argomenti che porteremo anche a Pontida, è proprio per questo che l'ho fatto sentire, per scaldare ulteriormente la situazione e per farvi venire assolutamente a Pontida. Me ne vado non prima di avervi fatto vedere questo riquadro. C'è solo sul quotidiano La Verità l'ultimo sfregio alla rifugiata ucraina ammazzata Irina. Fino a dove si può spingere l'ideologia? Può oltrepassare la pietà per i morti? Può spingerci a fianco dei carnefici? La risposta è sì, almeno se si guarda la raccolta fondi creata per aiutare De Carlos Brown, il killer della rifugiata ucraina Irina, per sostenere le spese legali. Da Sammy Varin è tutto, ma tranquilli, è una minaccia. Io ritorno questa mattina alle 11.